scoperti dalla Guardia di Finanza di Venezia i fondi neri di Giancarlo Galan e di imprenditori veneti con un maxi sequestro da 12 milioni di euro. Per colpa di due associazioni che non hanno firmato l'accordo, i tempi per il ristoro dei risparmiatori delle banche si allungano ancora e intanto il fondo è stato dimezzato. Schede ospedalieri a Palazzo Ferrofini, gli Stati Generali della Sanità del Veneto, 2 giorni di audizioni della 5ª Commissione per ridisegnare la sanità. L'omicidio di Mariarca Mennella, che fu accoltellata dall'ex marito, la condanna senza aggravanti porta il PM a presentare ricorso. Allarme ai baby gang, dopo la convocazione dei genitori da parte del prefetto interviene anche l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Il racconto di un veneziano tifoso juventino sugli scontri avvenuti nella notte ad Amsterdam e parla di una notte di paura. Intervento questa mattina degli artificieri dell'esercito presso l'aeroporto Marco Polo per la distruzione di alcuni residuati bellici risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Una buona serata, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Lo avete dunque sentito, si torna sulla vicenda Mose con il maxi sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza, 12 milioni di euro. La Finanza di Venezia ha scoperto i fondi neri di Giancarlo Galan e di imprenditori veneti. Vediamo il servizio. 12 milioni e 300 mila euro che sono stati oggi oggetto di sequestro e costituiscono il profitto del reato di riciclaggio e di esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Abbiamo acquisito disponibilità finanziarie, quindi conti correnti, quote di società, immobili e autovetture. Tutto è iniziato dallo scandalo Mose. Il provvedimento è stato eseguito dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia su disposizione del GIP all'esito delle indagini di polizia giudiziaria dirette dalla Procura. Secondo la Finanza, i soldi derivano in parte dal reinvestimento all'estero dei proventi della corruzione realizzata dall'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan. Nella ricostruzione dei flussi finanziari relativi alle tangenti prese da Galan e accertate nel processo del Mose abbiamo ricostruito come parte di queste somme erano state intestate fittiziamente a uno studio commerciale di Padova e parte di queste confluite su conti svizzeri per poi approdare in un conto a Zagabria. 6 gli indagati, tra cui membri dello studio commercialista padovano, padre e figlio Penso, Benuti e la moglie. Parte della quota di una società si chiama Adria Infrastrutture, oggetto di illecita d'azione nell'ambito del Mose, era stata intestata fittiziamente a uno studio commerciale di Padova e lo stesso studio commerciale aveva prestato propri strumenti finanziari e la propria consulenza per far confluire oltre 1,5 milioni su conti nella disponibilità dello studio in Svizzera e intestati a società panamensi e in paradisi fiscali per poi, come dicevo, farli confluire in Croazia. Durante le indagini finanziarie hanno fatto anche un'altra scoperta che vede al centro imprenditori, soprattutto veneti, e gli altri 2 indagati, Filippo Sammartino e Bruno De Boccard, professionisti svizzeri che avrebbero avuto il compito di tentare di occultare il denaro. Nel corso della perquisizione degli uffici di una società fiduciaria di un professionista svizzero abbiamo acquisito non soltanto le prove della intermediazione illecita nei confronti del Galan, ma anche che questi soggetti avevano nella disponibilità una lista di imprenditori veneti i quali si erano rivolti a costoro per schermare la loro disponibilità. I professionisti avevano quindi si erano rivolti al pubblico italiano, messo a disposizione questa intestazione fittizia relativa a società ubicate in Nicaragua, a Panama, alle Bahamas, a Curaçao, e tramite questa gli imprenditori continuavano a gestire somme, tanto è vero che parte degli investimenti effettuati sono stati utilizzati per acquistare immobili industriali nel Padovano e anche a Dubai. Dal caso Mose a quello delle popolari venete, il fondo per i risparmiatori truffati è stato dimezzato e per colpa di 2 associazioni i tempi di ristoro si allungano. Odissea dei tempi moderni. Oggi il DEF, come un fulmine a ciel sereno, è deflagrante. A pagina 128 il documento prevede che del 1,5 miliardi di euro destinati ai risparmiatori rimarrà la metà, 750 milioni.
Senza parole è la reazione delle vittime del crack delle popolari venete, un vulcano che si carica e che presto potrebbe esplodere. E dire che solo lunedì il Premier aveva convocato a Roma i risparmiatori per proporre un accordo messo ai voti, 17 associazioni su 19 avevano detto sì. Il giorno dopo il governo doveva varare la norma e a seguire i decreti attuativi in modo da procedere in tempi brevissimi con i risarcimenti, ma si è bloccato tutto. A questo punto restano tante domande e poche risposte. Perché il Premier ha convocato a Roma i risparmiatori per proporgli un piano e poi, una volta incassata l'approvazione della maggioranza, non se n'è fatto più niente? Allora il giretto a Roma a che è servito? È servito a perdere tempo ancora, perché tutti hanno fatto perdere tempo e la gente non ha tempo e i soldi se ne vanno. I soldi se ne vanno, bisognerebbe far partire i risarcimenti, ma Di Maio continua a sostenere che se non si concorda il metodo con i risparmiatori non se ne fa nulla, eppure l'accordo c'è già, con il voto favorevole di 17 associazioni su 19, a meno che Di Maio non voglia l'unanimità. In tal caso, le due associazioni che si sono opposte all'accordo, secondo il Movimento 5 Stelle, hanno il diritto di veto? Dov'è la democrazia? Dov'è il cambiamento? Dov'è il cambiamento? Intanto, a forza di attendere, restano 75 milioni per il 2019, 325 per l'anno prossimo e 425 per il 2021. Ma tutto è bloccato finché non si trova la formula magica, con il Movimento 5 Stelle che continua a insistere sul risarcimento diretto a tutti, senza distinzioni, pur sapendo che l'arbitrato serve a distinguere chi è stato truffato e chi no, e che l'Europa ha già dato il via libera ai ristori senza arbitrato per il 90% dei risparmiatori, ossia per chi abbia un reddito fino ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Perché perdere altro tempo? Lo stesso Salvini, di fronte a queste frenate, sembra molto irritato. Hai messo 1,5 miliardi a bilancio, se non lo usi, cosa hai messo a bilancio a fare? Quindi conto che il Presidente del Consiglio ha detto faccio io, faccia. Così parlò Salvini venerdì. A una settimana di distanza, se possibile, è stato fatto addirittura un passo indietro, con soltanto due associazioni che dicono no all'accordo, con Di Maio che frena e con il DEF che ha dimezzato le risorse per i risarcimenti. Lo dicevamo all'inizio, odissea dei tempi moderni. Per caso vi state chiedendo di chi sia la colpa? Ma di Odisseo, naturalmente. Sì, Odisseo, che significa nessuno. E sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli su questa vicenda. Di male in peggio questa tragedia dei risparmiatori truffati dalle banche. Domenica scorsa era stato raggiunto un accordo, come avevamo riferito, con il ministro Tria, e la soluzione era quella del doppio binario: subito i soldi ai truffati che hanno un reddito di 35.000 euro e un patrimonio non superiore ai 100.000, patrimonio mobiliare non superiore ai 100.000 euro, e per tutti gli altri un arbitrato per decidere di caso in caso. Questa era la linea che aveva vinto. Insorgono 2 delle 17 associazioni che non hanno firmato questo accordo. Di Maio prende subito le parti di una di queste associazioni in particolare, dice che se non c'è l'accordo di tutte le associazioni non si va da nessuna parte, salta tutto, addirittura ha detto il vicepresidente del Consiglio, ministro dello sviluppo economico, e siamo finiti, diciamo, dalla padella nella brace, perché nel frattempo cosa è successo? Nelle more il fondo da 1,5 miliardi è stato dimezzato e ovviamente i tempi a questo punto si allungano, perché è una situazione di nuovo di stallo, con Salvini che non sa bene cosa fare, che comunque non è d'accordo con il ministro Tria, che però vuole dare i soldi a tutti. Insomma, come al solito una vicenda meramente politica, uno scontro tra il ministro Tria e questi 2 vicepremier, e chi ci va di mezzo sono i disperati, le persone che hanno perso tutto, 210.000 risparmiatori che speravano in una conclusione positiva di questa
catastrofe, per le beghe politiche, per questioni di puntiglio, per ripicche, per personalismi, per i soliti protagonismi che vediamo tra i due Dioscuri in questi ultimi anni, salta l'accordo e queste persone finiscono nuovamente sul lastrico, sono senza soldi, sono senza risorse, sono alla disperazione. Cosa facciamo? Prendiamo i 12 milioni sequestrati, trovati, il tesoretto di Galan dalle tangenti del Mose e li diamo a loro? Trovino queste risorse, ci sono le risorse, lo dice sempre Patrizio Miatello nelle nostre trasmissioni, e ristorino queste persone che sono state imbrogliate, ingannate dai vertici delle banche più importanti del Veneto, che hanno diritto di riavere quanto hanno perso, quanto è stato loro sottratto. Anche il presidente Zaia, che giustamente si tiene al di fuori di questa mischia, dica la sua, intervenga perché queste persone vengano salvate. Parliamo ora di schede ospedaliere a Palazzo Ferrofini, gli Stati Generali della Sanità del Veneto, 2 giorni di audizioni della 5ª Commissione per ridisegnare la sanità della nostra regione, e arrivano buone notizie per Venezia. È una 2 giorni intensa quella che si sta vivendo a Venezia. A Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, si sta disegnando la nuova sanità del Veneto. Le affollatissime audizioni a porte chiuse della 5ª Commissione consiliare sono una sorta di stati generali del settore. Partecipano tra gli altri tutti i direttori generali delle aziende sanitarie, i rappresentanti delle conferenze dei sindaci, l'ordine dei medici, i sindacati, lo IOV, le università di Padova e di Verona. Che sanità veneta uscirà da queste nuove schede? Ma una sanità veneta rafforzata con la parte tecnologica e innovativa. È chiaro che oggi dobbiamo riorganizzare in base, e ci ripetiamo, ai numeri e ai parametri del DM70 del 2015, in base a quelle che sono le esigenze, all'evoluzione che c'è stato nel campo sanitario e della medicina, e oggi ahimè anche un altro problema che noi dobbiamo affrontare è quello della carenza dei medici, perché questo, per garantire livelli essenziali di assistenza e salute, abbiamo bisogno del capitale umano, e sappiamo che oggi la questione della carenza dei medici è una questione di vera emergenza. Sulla possibilità di riprendere il servizio sono tra l'altro già arrivate in regione le prime disponibilità di medici pronti a rientrare dalla pensione, ma le nuove schede ospedaliere non convincono tutti. È una sanità peggiore perché riduce i livelli di servizio e di assistenza nel territorio. Ci sono molti posti letto ospedalieri che scompaiono per diventare posti letto di strutture intermedie, ma non è la stessa cosa. Come stanno le cose ce lo stanno raccontando i cittadini, i comitati, ma anche i professionisti, i sindacati dei medici, le associazioni di volontariato. Su un aspetto invece c'è piena convergenza: il salvataggio dell'ospedale civile di Venezia dal declassamento ad ospedale di base, come prevederebbe una norma nazionale per le città con meno di 150.000 abitanti. Il Santi Giovanni e Paolo rimarrà presidio ospedaliero di primo livello. Il Presidente ha presentato una DDL, quindi una proposta normativa, martedì in Giunta, che va a recepire la specificità, la particolarità di Venezia, e quindi va a modificare il piano sociosanitario quando parla della rete hub spoke, e inserisce appunto l'ospedale civile di Venezia come ospedale di primo livello nella rete. E rimaniamo in Consiglio regionale perché sulle nuove schede ospedaliere in provincia di Venezia il dibattito rimane vivace. Salvato l'ospedale civile di Venezia dal pericolo declassamento, sul fronte delle nuove schede ospedaliere in provincia rimangono però aperte alcune questioni, dal futuro dell'ospedale di Chioggia a quello del distretto di Dolo Mirano, dove fanno discutere i nuovi numeri di posti letto. Non sono perdite di posti letto, perché i posti letto vengono spostati in lungodegenza. È stato fatto una puntuale disamina delle necessità effettive, cioè del tempo, per quanto tempo vengono impegnati questi posti letto, e abbiamo visto che assolutamente non servivano quelli che c'erano, ma grazie diciamo all'invecchiamento della nostra popolazione serve un altro tipo di posto letto. Rassicurazioni che non convincono le opposizioni. La sofferenza comunque c'è perché gli operatori lo testimoniano ogni giorno, sia il personale medico sia quello infermieristico, e su questo noi chiediamo garanzie, perché non può funzionare che per esempio si taglia il servizio di lungodegenza, non ci sono gli ospedali di comunità, non ci sono le unità riabilitative già diciamo funzionanti, e quindi si creerà un periodo di transizione che sarà un caos. Soddisfatto per quello che riguarda il Veneto orientale invece il direttore generale
generale dell'US 4 Carlo Bramezza. C'è stata rafforzata l'area medica sulla zona di Portoguaro e l'area chirurgica nella zona di San Donato di Piave, e quindi riteniamo che con queste schede veramente il futuro della sanità del Veneto orientale sarà roseo, non solo per i cittadini del nostro territorio ma anche per i milioni di turisti che afferiscono alla nostra spiaggia durante il periodo estivo. Le schede vanno bene così come sono, c'è bisogno ancora di qualche limatura? Ma solo qualche limatura che farà la quinta commissione, il Consiglio, ma sostanzialmente per noi sono positivi, abbiamo anche un piccolo aumento di posti letto. Ora una piccola pausa, ma torniamo tra qualche istante. Ritorniamo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia e parliamo ancora di allarme baby gang tra Venezia e Mestre. Dopo la convocazione dei genitori da parte del prefetto interviene anche l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Chiederò al prefetto di darmi una restituzione delle scuole dove questi ragazzi stanno andando e sarà mia cura intervenire nei confronti dei dirigenti scolastici per chiedere loro una certa attenzione e anche qualche punizione. I componenti delle baby gang che hanno terrorizzato Venezia e Mestre iniziano ad avere un nome e un cognome. In 27 sono stati identificati dalla polizia. Le indagini ora intendono appurare le singole responsabilità. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, intanto intende convocare i genitori per capire il contesto nel quale è maturato un fenomeno che ha scioccato la città. Se sono fino ai 16 anni, tra i 16 e i 18, verosimilmente stanno andando a scuola, quindi il problema mi riguarda anche come assessore all'istruzione. Io plaudo all'iniziativa del prefetto perché chiamare i genitori vuol dire anche mettere i genitori di fronte alle responsabilità. I genitori spesso dicono non è mio figlio, ma magari in buona fede, però un po' più di conoscenza del proprio figlio, della propria creatura deve esserci. Cosa fa con quel telefonino, conosciamo i suoi amici, sappiamo dove naviga in rete. Forse ai giovani è stata concessa una libertà che non sempre è ben utilizzata, ma non carichiamo le scuole, dice Donazzan, di troppe responsabilità che vanno anche divise con le famiglie. Non è più nemmeno un problema di classe sociale, c'è la noia, c'è tanto uso di droga. Sapete che sul tema della droga io sto chiedendo che ci siano addirittura i test obbligatori per i ragazzi, perché far prendere loro paura, farli preoccupare delle loro scelte oggi li salverà per domani. Bisogna educarli questi ragazzi, ma ha detto il sindaco Brugnaro, arriverà anche la bastonata oltre alla parola. Beh, io non so se il bastone può servire, ma se dovesse servire ben venga anche il bastone. L'omicidio di Mariarca Mennella, coltellata dall'ex marito, la condanna senza aggravanti ha indotto il pubblico ministero a presentare il ricorso. È stata impugnata in Cassazione la sentenza di primo grado che ha condannato a 20 anni con rito abbreviato Antonio Ascione, il pizzaiolo originario di Torre del Greco, che il 23 luglio 2017 a Musile di Piave ha ucciso a coltellate l'ex moglie Mariarchetta Mennella, detta Mariarca. L'hanno reso noto i familiari della vittima assistiti da Studio 3A. Il ricorso alla Suprema Corte da parte del PM in Cardona è motivato dal fatto che la sentenza con rito abbreviato, pronunciata nell'ottobre 2018 dal giudice, preclude l'istanza alla Corte d'Appello in secondo grado. Berardi ha appellato la sentenza presso la Corte d'Appello, ma solo ai fini civili. In sede penale il ricorso è stato invece presentato dal difensore di Ascione. Nel ricorso il PM punta sull'aggravante dei futili motivi, non riconosciuta invece dal giudice, che ha determinato così la riduzione di pena rispetto all'ergastolo richiesto. Quella di Ascione non sarebbe gelosia cieca e ordinaria come ritenuto dal giudice, ma punitiva. In particolare viene definito un soggetto che ha considerato la vittima un oggetto di sua proprietà e che si è perciò sentito in diritto di controllarne ossessivamente la vita e di punirla uccidendola per la sua insubordinazione. Di qui la richiesta alla Cassazione di annullare la sentenza nel punto in cui nega la circostanza aggravante. Veneziano, tifoso juventino, ha raccontato gli scontri nella notte di Amsterdam. Poi volevo tranquillizzare tutti, non è successo niente, abbiamo preso un po' di paura e volevo dirvi che Amsterdam è una città tranquilla e bellissima come voi. Si fosse mosso da solo, arrivando qualche minuto prima, sarebbe stato coinvolto, suo malgrado, negli scontri che hanno messo Amsterdam a ferro e fuoco. C'era anche il veneziano Simone Gemolo, tra i 3.000 tifosi bianconeri arrivati fino ad Amsterdam per sostenere la Juve nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Una serata ad alta tensione, tanto che Gemolo questa mattina ha pensato di girare un video per tranquillizzare tutti che erano a casa in apprensione.
Questa mattina da Piazza Dan, cuore della città olandese, ha raccontato com'è andata, compreso il blocco per oltre un'ora all'interno dello stadio dopo la partita. Eravamo qui in questa piazza, circa 500-600 tifosi juventini, siamo stati scortati dalla polizia per andare a vedere la partita allo stadio. Una volta che siamo arrivati fuori dallo stadio abbiamo visto questi scontri tra i tifosi dell'Ajax e la stessa polizia. Noi siamo entrati nel settore ospiti, lì abbiamo guardato la partita tranquillamente. Poi il deflusso. Siamo stati un'ora all'interno dello stadio, una volta finita questa ora la polizia ci ha scortato fuori dello stadio, ci ha portato al centro, sempre in questa piazza là. Gemolo, calciatore dilettante per passione, ha seguito la Juve in tutte le trasferte di Champions e non rinuncia a lanciare un incoraggiamento alla squadra del cuore dicendo: fino alla fine, forza Juventus. Intervento questa mattina degli artificieri dell'esercito italiano all'aeroporto Marco Polo. Sentiamo. Pronti per il brillamento? 3, 2, 1, fuoco! Siamo qui perché c'è un'attività di bonifica in corso di alcuni ordigni ritrovati nell'aeroporto qui di Venezia e stanno provvedendo alla loro resa inefficace attraverso un'attività di bonifica. Gli ordigni, bombe a mano e granate di artiglieria ad alto potenziale esplosivo sono stati rinvenuti lo scorso 28 marzo durante i lavori di scavo presso l'area aeroportuale e prontamente messi in sicurezza da un team di specialisti dell'8° reggimento guastatori paracadutisti di stanza a Legnago nel Veronese. Le operazioni di disinnesco coordinate dalla Prefettura di Venezia e dal Comando Forze Operative Nord di Padova sono iniziate alle 9:30 con la rimozione degli ordigni dal luogo dove sono stati momentaneamente posti in sicurezza. Controlliamo, verifichiamo quello che è il tipo di ordigno che viene appunto trovato sul terreno, vengono predisposte le misure di sicurezza per rendere sicura quella che è l'area e successivamente poi si procede appunto alla bonifica, quindi l'ordigno viene rimosso sul terreno, viene messo in sicurezza e successivamente, come stiamo facendo adesso oggi, viene reso inefficace appunto con un brillamento. Dall'inizio dell'anno sono 249 gli interventi di bonifica condotti dagli artificieri nell'area di competenza, che include una gran parte del centro-nord Italia, per un totale di 749 ordigni risalenti ai conflitti mondiali. Il monumento alla Partigiana nell'area verde dei Giardini Napoleonici in riva dei Partigiani a Venezia verrà sistemato. L'amministrazione comunale ha finanziato i lavori di pulitura e sistemazione. Stamattina, come vediamo nelle immagini, il sindaco Luigi Brugnaro insieme ai rappresentanti dell'ANPI ha presentato l'intervento che comprende la sistemazione del prato verde dotato di un sistema di irrigazione e saranno tirati a lucido i marmi e tutto l'intorno. I Giardini Napoleonici sono in fase di recupero rispetto al disegno originario, un'area di 18.000 metri quadrati adibiti a giardino pubblico molto utilizzata dai veneziani. In chiusura la nostra programmazione, dopo i telegiornali a 20:10 saranno ospiti in studio Paolino Barbiero e Irene Bolzon. È tutto per questa sera, a me non rimane che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Quella di venerdì 12 aprile sarà una giornata ancora determinata da un tempo lievemente instabile sulle nostre regioni, ma diamo uno sguardo più approfondito. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso con qualche precipitazione possibile un po' dappertutto, ma generalmente di debole intensità. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, massime in ulteriore lieve calo, oscillanti tra 11 e 14 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà nuvoloso ma più asciutto, al mattino col passare delle ore non si esclude qualche rovescio, specie sui settori centro-meridionali. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime in diminuzione, comprese tra 10 e 13 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, cielo coperto su tutto il territorio regionale con precipitazioni più probabili sui settori meridionali, più asciutto invece altrove.
Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime decisamente più fresche sui 13 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.